Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, parleremo di qualcosa che molte persone mi sembra che o forse perché sono state un po' plagiate da questa New Age che negli ultimi 10-15 anni ha fatto una strage, o forse perché sono caduti da piccolini dal seggiolone, o forse perché la mamma non gli ha mai spiegato questa cosa qui, ma oggi vi voglio dare una notizia eccezionale, qualcosa veramente che forse, non so, forse sono gli extraterrestri portati dalle carrozze o quelli che sono saliti al 15° piano o dal salto quantico, che il mondo, cari miei, è ingiusto. No, adesso lo ripeto perché secondo me molti non hanno ancora ricevuto questa notizia, una notizia proprio sconvolgente. Cari miei, il mondo è ingiusto. Ed è inutile che dal 2010 il vostro Marietto ha continuato a dire che sarebbero arrivati questi tempi e ci sono ancora persone che si stupiscono dopo aver provato di tutto, dalle paroline ai salti quantici, ai salti al balcone, i scerati poi che si sono fatti fare 3 sieri che sono ancora sperimentali e pensano ancora che il mondo sia giusto. Cari miei, la magia esiste da quando è stato creato l'uomo, è stato creato con un atto magico. La magia esiste e la magia nelle mani delle persone corrette, nelle persone che hanno conoscenza, nelle persone che cercano di fare il minimo per far raddrizzare un po' questa barca, funziona, funziona. Per il resto, cosa volete che vi dica? Il mondo, la notizia del giorno di oggi, Marietto, è che è ingiusto. Quindi tutte quelle persone che, perché sparano luce colorata, reiki da lontano, o meditazioni e quant'altro, non si sono ancora resi conto che il mondo è ingiusto, la cosa è grave. Capisco che alcuni si sono in un certo senso fatti plagiare da queste New Age, però il Marietto nella lunga sua esperienza ha capito che veramente c'è una giustizia divina, questa sì, ma è lasciata in mano sia al creatore che ai maghi bravi bravi. Per il resto, cari amici, il vostro Marietto vi dice di stare attenti da quei non ciarlatani, ma da quegli approfittatori che vogliono giocare sui sentimenti delle persone perché magari sono attratti dalle lucciole e via dicendo e in un certo senso rovinano il mercato, ma rovinano anche la reputazione di questo settore. Quindi ricordiamoci, il mondo è ingiusto. Oggi che magari guardi questa pillola per la prima volta, il Marietto ti dice un segreto incredibile. Quindi a tutti quelli che pensano che basta dare una pacca sulle spalle, mandare un po' di luce colorata, dire qualche parola, qualche numerino, purtroppo vi devo dare questa notizia, il mondo è ingiusto. Quindi non aspettatevi che arrivino gli extraterrestri, ma per raggiungere qualche obiettivo importante, la magia è una delle materie più forti in quella direzione perché, come diceva mio papà, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Lo ripeto perché se non hai capito, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Quindi c'è sicuramente una parte di maghi, di operatori che sono ingiusti e comandano attraverso l'eterico. Per tutti quelli che invece vogliono provare, tentare di avere una giustizia, sappiate che ci vuole tempo, ci vuole perseveranza. Se uno ha qualcosa, ricordatevi che la mattina c'è qualcun altro che si sveglierà e ve lo vuole portare via. Quindi il messaggio di questa mattina o di oggi del Marietto è che la notizia strepitosa è che il mondo è ingiusto. E se tu hai qualcosa, ricordati che domani mattina si alzerà qualcuno e che te lo vorrà portare via. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.